Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati. Oggi è sabato 11 aprile 2020. Siamo qui con una edizione straordinaria di News Vittoriesi per aggiornarvi sul tema coronavirus. È passato più di un mese da quando così abbiamo iniziato a raccontarvi quella che era questa situazione, una situazione emergenziale anche qui sul nostro territorio e ora, come leggete già nella scritta sotto di me, cercheremo di fare un po' il punto, cercheremo di aggiornarvi grazie al collegamento in diretta col sindaco di Vittorio Veneto Antonio Miatto, che saluto. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Allora, Sindaco, partiamo dall'inizio, una lettura un po' generale della situazione. Che cosa è successo in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, anche qui a Vittorio Veneto? Com'è la situazione coronavirus in città? Sì. Beh, diciamo che ci sembra una vita che siamo alle prese con questo problema e effettivamente se andiamo a guardare indietro non è poi lunghissimo il periodo che ci ha visti impegnati su questo fronte. La situazione va evolvendo, per fortuna la situazione evolve in senso positivo, nel senso che forse frutto anche dell'ottimo comportamento tenuto dai vittoriesi, i numeri stanno decisamente calando a Vittorio ma anche un pochettino in tutto il Veneto. Vediamo che i numeri dei ricoverati stanno quotidianamente decrementandosi presso il nostro ospedale e già ho sentito dei primari che scalpitano per ricominciare la loro normale attività ripristinando i loro reparti momentaneamente chiusi. Questa mattina alle ore 8 i ricoverati per coronavirus nel nostro ospedale ammontavano a 67, se si pensa che avevano raggiunto quasi 150 a un certo punto, una misura l'abbiamo. L'azione regionale con i tamponi e con i nuovi test cosiddetti rapidi sta continuando a sprombattuto. Il Veneto, pur avendo metà della popolazione della Lombardia, ha quasi raggiunta come numero di tamponi. L'attività di ricerca dei positivi continua imperterrita e gli effetti si vedono nel relativamente bassissimo numero di morti che abbiamo avuto a fronte delle positività riscontrate. Quindi l'azione sembra dare il suo frutto. Ultimamente abbiamo visto qualche numero crescere perché in queste ultime giornate l'azione generale si è concentrata sulle RSA, cioè sulle residenze assistite per anziani, che forse all'inizio sono state meno attenzionate rispetto al resto della popolazione. D'altro canto la morte sul cavallo nero stava aleggiando su 5 milioni di veneti e quindi la preoccupazione era quella generale di ricondurre l'intera situazione a una governabilità. Adesso si va più di fino e i tamponi vengono estesi a tutte le categorie, specialmente quelle che sono dovute stare a contatto con la gente. In questi giorni stanno partendo i controlli di funzionari anche comunali, delle assistenti sociali, delle polizie locali, dei sindaci già fatto, eccetera, per cui si va proprio in cerca dei positivi asintomatici, sempre nel tentativo di diminuire le fonti di contagio. Ecco, La Sindaco, popolazione, sì, Sindaco, allora la interrompo perché lei ha toccato uno dei temi di cui si è dibattuto molto anche in questi giorni, sia sui giornali, ovviamente anche su internet, eccetera. Sto parlando delle residenze per anziani e quindi delle case di riposo. Noi in sì. città abbiamo il Cesana Malanotti, stati tanti ospiti che sono purtroppo deceduti in questo frangente. Allora, intanto in tanti chiedono di avere dei numeri certi. Lei ce li può dare oppure no? Non li posso dare perché non li conosco esattamente, anch'io sono bersagliato da notizie, ma sono così difformi le une dalle altre che non si sa effettivamente a chi credere.
Quello che sembra certo è che agli inizi un cospicuo numero di dipendenti è risultato essere positivo, tanto da mettere in crisi la gestione della struttura proprio per la mancanza di personale. Questa cosa non è che si risolva dall'oggi al domani e so che Luis 2, il direttore Benazzi, sta organizzando, se non lo ha già fatto, l'arrivo di nuove forze provenienti da cooperative, provenienti da personale che in questo momento può essere reso disponibile presso le RSA in carenza del proprio personale. Questo capitolo delle OS, cioè degli operatori sanitari, all'inizio fortemente colpiti, mi sembra che sia ridotto come fenomeno e che non ci siano stati numeri importanti in questa categoria, mentre nelle categorie ospiti, chiamiamoli così, delle RSA, ci sono, che sappia io, delle forti differenze tra una struttura e un'altra. Si va da strutture che non hanno positività, tanta fortuna e anche bravura, immagino, nella gestione, in altre invece i numeri sono più elevati, però direi delle sciocchezze se buttassi là dei numeri perché non sono numeri ufficiali. Ecco, a Lui questo proposito, stessa. scusi Sindaco, a questo proposito si è elevato più volte un grido d'allarme da parte delle opposizioni in città, faccio riferimento per esempio anche a Rinascita Civica che più volte ha appunto chiesto al comune, al sindaco di avere degli aggiornamenti puntuali, magari anche ogni 2 o 3 giorni, su quella che è la situazione. Lei, sindaco, che cosa risponde a De Bastiani, Bagliana, per Beh, esempio? a De Bastiani, alla Mirella Bagliana rispondo che era anche nei nostri desideri quello di conoscere esattamente questi numeri, ma tanto per dare un esempio di quanto questi numeri siano ancora aleatori nella loro reale entità, l'ULS proprio in questi giorni qua ha chiesto a tutti i comuni di fornire i dati personali di tutti i deceduti nel trimestre 2020, gennaio, febbraio, marzo, e anche di quelli del trimestre equivalente del 2019, proprio perché l'insieme dei dati per poter essere pesati e valutati a tutt'oggi ancora non si sa. Anche l'ULS fa fatica per cui si è rivolta direttamente a noi comuni, alle anagrafi, dove si tiene conto appunto delle persone che vengono a morire e quindi si può fare una valutazione più puntuale. Altri dati più precisi, ripeto, non li ho e quindi non posso darli. Ok. La preoccupazione naturalmente è elevata perché sappiamo bene la delicatezza dei fisici delle persone molto anziane e quindi ci aspettiamo anche un incremento della mortalità. Nelle case di ricovero la mortalità è sempre elevata perché sono molto anziane e moltissime persone lì ricoverate, però bisognerà studiare un pochettino questo differenziale per renderci conto alla fine di quello che è stato effettivamente il danno da coronavirus, direttamente o indirettamente dato dal coronavirus. Ecco, Questa è sindaco, la situazione. un altro tema che ha tenuto banco in questi giorni, i cimiteri. Allora, altri comuni hanno chiuso sin da subito i cimiteri, lei ha deciso di chiuderli qualche giorno fa. Da che cosa è stata mutuata questa scelta? Beh, all'inizio, visto che i vittoriesi avevano capito il motivo per cui venivano invitati a non assembrarsi, a non uscire di casa, si vede chiaramente che l'hanno capito. E quindi non ho voluto prendere i cimiteri come obiettivo, diciamo così, di un controllo, anche perché i miei giretti in città li ho sempre fatti 1, 2, 3 volte al giorno per rendermi conto delle varie cose e non mi pareva all'inizio che i cimiteri fossero luogo di assembramento. Poi ho visto incrementarsi i numeri, per cui ho fatto anch'io come gli altri comuni che avevano proibito, perché effettivamente la visita in cimitero, ancorché comprensibilissima, non fa parte delle 4 fattispecie riconosciute come motivo di legittima uscita di casa, ovvero sia andare a lavorare
la necessità, il rientro a casa e motivi di salute non rientra, e quindi vabbè, si tratterà qualche settimana di tener duro, per cui ho deciso alla fine di chiuderli anch'io. Ok, sempre riguardo ai cimiteri, lei appunto ha tenuto banco anche in questo caso la decisione di destinare un'area del cimitero di Sant'Andrea alle sepolture delle morti da Covid-19. Ci spieghi bene questa scelta e questa decisione, perché insomma ha creato un dibattito, c'è chi dice si rischia di creare un lazzaretto, diciamo, perché questa scelta? Perché intanto dico che è stata fatta anche tanta confusione sul tema, probabilmente non è stato capito. Allora, vediamo di fare un po' di ordine. La scelta di destinare un'area ben specifica per l'inumazione delle salme dei morti da coronavirus è riservata esclusivamente per l'inumazione, ovvero sia, oggi sempre la gente è libera di decidere come farsi seppellire o come seppellire i propri cari. C'è ancora una piccola quota di cittadini che desidera essere inumata. Inumare vuol dire essere dentro una cassa esclusivamente di legno ed essere posti sottoterra. Quindi per questi pochissimi che desiderano questo tipo di sepoltura, la legge vuole che nel caso di epidemie sia ben definita l'area dove queste salme vengono inumate, e quindi conseguentemente io ho fatto la scelta di prendere uno dei nostri 9 cimiteri. E perché quello? E quello di Sant'Andrea in passato storicamente aveva già avuto una destinazione di un tratto della sua superficie per questa finalità, quindi abbiamo recuperato una modalità per noi storica, e anche perché è l'unico che concede, essendo conformato in un certo modo, alle autobare di avvicinarsi molto al posto di effettiva inumazione, e quindi anche per comodità, ecco, perché le operazioni possano svolgersi nel migliore dei modi e più semplice dei modi. E quindi Sant'Andrea. Ecco, ok, quindi tutto questo cancan che si è creato in questi giorni e che ha portato anche Vittorio Veneto all'onore delle cronache nazionali, insomma, forse È è frutto di nato da un... confusione, di Sì, fantasie e di non conoscenza dei reali motivi per questa scelta. ok, ok, perfetto. Così abbiamo fatto chiarezza e quindi il cimitero, la storia, diciamo, del cimitero di Sant'Andrea riguarda solo questa fattispecie, quindi l'inumazione Esclusivamente, come ci esatto, stava come dicendo scelta lei. libera di chi vuole andare nella nuda terra, diciamo, ecco. Ecco, ok, così Essendo in petto c'è. abbiamo fugato ogni dubbio. Apriamo un altro capitolo. Nei giorni scorsi, ne abbiamo anche parlato qui sulla Tenda TV, è partita la macchina per la distribuzione dei buoni spesa, appunto, che il Comune di Vittorio Veneto ha deciso di destinare alle persone che stanno riscontrando un momento di difficoltà a causa proprio del coronavirus. Coronavirus. Abbiamo già spiegato un po' la procedura, bisogna entrare nel sito del Comune di Vittorio Veneto, fare un'autocertificazione e poi mettersi in contatto con l'ufficio dei servizi sociali. Che tipo di riscontro avete avuto in questi primi giorni, Sindaco? Agli inizi abbiamo avuto un flusso abbastanza forte che ha portato a circa 70-80 le richieste di intervento con autocertificazione, appunto. Poi sono cresciute, sono quasi raddoppiate, probabilmente i prossimi giorni cresceranno ancora. Eravamo prontissimi, e per questo devo sempre ringraziare sia il mio assessore Caldart, che è molto brava nell'organizzare le cose, che la risposta data dai miei uffici del sociale, che stanno operando al massimo delle loro possibilità, e stanno andando anche oltre. Grazie ancora a loro. Hanno organizzato tutto bene, tutte le richieste vengono impilate, vengono valutate,
abbiamo avuto anche una qualche decina di false autocertificazioni, ma gli uffici sono in grado di capirlo e quindi la cosa viene governata bene. Sono stati stampati questi buoni, sono stati già distribuiti, velocissima la cosa, e il tutto sta procedendo nel migliore dei modi. Ecco, ricordiamo, diciamo, la procedura fa sì che chi usufruisce di questi buoni non debba muoversi dalle proprie case, ma la Riceve spesa, in diciamo, casa. le richieste vengono esaudite e vi vengono portate proprio nelle vostre case dai commercianti del territorio e quindi c'è Che proprio una sorta sono, di solidarietà che è nata, anche una rete di solidale, sì, chiamiamola così, sì, 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 che è sì, nata in città e di cui penso che possiamo anche andare orgogliosi, Sindaco. certo, perché questa solidarietà, oltre che esserci da parte di tanti commercianti che senza costi in più si sono sobbarcati l'onere di queste consegne a domicilio, devo anche riscontrare un forte apporto di offerte da parte di tantissimi vittoriesi che stanno versando del denaro, chi tanto, chi poco, e la somma sta crescendo e così possiamo pensare anche di intervenire dove ci sono altri tipi di difficoltà, persone assolutamente incapienti che si ritrovano a dover pagare bollette della luce, che si trovano ad avere tante difficoltà e in molti casi riusciremo a supplire. Stiamo navigando giorno per giorno e le cose però stanno funzionando, ecco, per ora grazie appunto agli uffici, il loro lavoro indefesso, le cose stanno funzionando, siamo contenti. Ecco, proprio ieri sera è stato emesso il nuovo decreto che proroga sostanzialmente fino al 3 maggio le Sì. chiusure con qualche piccola deroga, ma insomma Mm. dovremo rimanere nelle nostre case almeno fino al 3 maggio. Lei come legge questa situazione? Non so, auspicava un rientro Beh, più per veloce? fortuna tutti lo auspicavamo, però qua si vive giorno per giorno e in base ai dati vengono prese le decisioni. Per fortuna è venuto fuori, come dici, questo nuovo provvedimento perché fa un po' di riassunto nella pletora di provvedimenti che uscivano quotidianamente e anche più volte al giorno ad aggiornare, a modificare, a introdurre e quindi questo facilita un pochettino anche l'intera gestione del capitolo, proprio perché fa un pochettino di ordine, fa il punto di come bisogna comportarsi. Adesso sono un paio di giorni che noto maggior presenza dei cittadini in strada, complice il bel tempo, complice anche la Pasqua, probabilmente sono aumentate le necessità di andare a fare qualche spesa, eccetera. Io mi auguro e invito i cittadini a rientrare da domani, da dopodomani alla normalità, che normalità oggi vuol dire restare a casa. Stiamo ottenendo grossi risultati sul fronte della malattia, cerchiamo di non disperderli perché molliamo prima del tempo. Certo, Teniamo quindi duro e poi lo non bisogna racconteremo ai mollare, nostri bisogna... nipoti di questo incidente che ci è successo. Mm? Certo, lo racconteremo esattamente. E allora, Sindaco, siamo quasi in chiusura. Appunto, domani è Pasqua, le do la possibilità di rivolgersi direttamente ai cittadini, sia per un augurio, sia, insomma, dobbiamo affrontare ancora un po' di difficoltà insieme per poi vedere, si spera, finalmente la luce. E io ti ringrazio per questa opportunità che tu, la tenda, ci date di interloquire direttamente con i nostri cittadini proprio per fare gli auguri di buona Pasqua. Invito tutti a portare pazienza, invito tutti a tener duro. Tanti tanti auguri alla tenda, tanti tanti auguri a tutti i vittoriesi, a nome mio e di tutta l'amministrazione. Sindaco, io la ringrazio, magari ci sentiremo anche la prossima settimana così per dare qualche ragguaglio anche numerico, come ci diceva lei all'inizio della trasmissione, insomma,
I numeri sembra che facciano ben sperare, cioè c'è stato comunque un calo sostanziale dei ricoverati per Covid-19 nell'ospedale civile di Costa di Vittorio Veneto, ma insomma non possiamo cantare vittoria prima del tempo e soprattutto mi sento così di estendere anche ai nostri telespettatori l'appello che faceva anche lei prima. Mi raccomando, in questi giorni di Pasqua, insomma, cerchiamo di non vanificare l'impegno che poi abbiamo messo in atto così bene da vittoriesi in tutti questi giorni, vero Sindaco? Esatto, teniamo duro e io confido in tutti i vittoriesi, i miei uffici, ripeto, la macchina comunale continua a operare a ranghi ridotti, a parte appunto gli uffici dei servizi sociali, a parte gli uffici della polizia locale e a parte anche i nostri operai che continuano, come vedete, a tenere un po' in ordine la città, nonostante il periodo un po' particolare che E stiamo quindi vivendo. l'augurio di Grazie a buona tutti, Pasqua va anche a tutti loro. a tutti loro, esattamente. Grazie Sindaco per essere stato con noi in questo sabato 11 aprile. Ci vediamo presto e anche a lei da parte nostra tanti auguri di buona Pasqua. Altrettanto, grazie. Noi ci salutiamo, chiudiamo questa edizione straordinaria di News Vittoriesi in cui vi abbiamo voluto aggiornare sulla situazione coronavirus a Vittorio Veneto. Ancora una volta buona Pasqua a tutti voi.